Allora amici, la più cordiale buonasera con SMAV TV e con questa rubrica di cartomanzia e veggenza, dove si parla del mondo esoterico, dove tutti voi che ci seguite potete avere una consulenza con il sottoscritto Cleo, il Santone di Avella. Quindi potete chiedere e possiamo parlare di tutto, potete fare voi le domande, qual è l'argomento da trattare, oppure avere una consulenza telefonando in diretta. Potete rimanere anche nell'anonimati, quindi potete dire sono un'anonima o sono un anonimo, non ci sono problemi, quindi potete tranquillamente chiamare e dire sono un'anonima o un anonimo. Logicamente è una diretta come noi tutte le sere usiamo fare, perché ogni sera io sono in diretta con questa trasmissione riguardante quel che è il mondo esoterico. Logicamente è una trasmissione per coloro che credono nelle capacità della veggenza e della persona di turno che dà questa possibilità. Per quelli che non credono, tranquillamente potete non guardare questa puntata e continuare a fare le altre cose. Va bene? Quindi vediamo chi questa sera desidera parlare col sottoscritto. Noi abbiamo le linee libere, quindi chiunque può provare a chiamarci. Sarete in mia compagnia all'incirca un'oretta, quindi se volete approfittarne potete, se no non ci sono problemi, me ne sto qui buono a parlare dell'esoterismo. Ripeto, potete scrivere nei commenti e chiedere di parlare di un argomento, oppure farmi una domanda qualsiasi e io vi rispondo. Buonasera a te Antonietta Di Lucia, buona serata, buon di tutto. Allora, io ogni sera sono qui a parlare di cose che riguardano il mondo esoterico, sia per fare una consulenza a coloro che lo desiderano e sia di parlare di tante belle cose che vi riguardano. Anzitutto vado a salutare, non l'ho fatto prima, chiedo scusa, lo faccio adesso, vado a salutare tutti gli ammalati con una prestissima guarigione, e nonché tutti i detenuti con una prestissima libertà.
Ripeto, per avere una consulenza col sottoscritto basta telefonare in diretta e potete rimanere anche in forma anonima. Basta dare la vostra data di nascita precisa e senza farvi parlare farò in modo di dare un response alla vostra domanda. Potete chiedermi per l'amore, potete chiedermi per lavoro, potete chiedermi per qualsiasi problema, purché non chiediate per la salute, perché non sono un medico e quindi non posso dare diagnosi per quanto riguarda la salute, ma tutto il resto lo potete chiedere. Le linee sono libere, dicevo, quindi potete approfittarne adesso. 338 759 22 14 per coloro che vogliono andare in diretta. Per le persone che vogliono parlare con me in privato, lo potete fare ogni giorno dalle ore 9 di mattina fino alle ore 17 del serale del pomeriggio. Quindi anche se non volete parlarne adesso per vostri motivi o perché volete rimanere nella massima riservatezza, lo potete fare ogni giorno dalle ore 9 alle ore 17 del pomeriggio sul numero che vedete in sovraimpresso. Diamo la buona serata all'amico Giulio Gioia. Buonasera e che le stelle siano sempre con te. Buona serata. La trasmissione in corso è rubrica del mondo dell'occulto, dove tutti potete telefonare in forma privata, in forma riservata, per avere una consulenza e per chiedermi tutto quello che vi pare chiedere, va bene? Quindi basta comporre il numero che vedete sopraimpresso e potete parlare dei vostri problemi. Se invece volete una risposta a un dubbio, un sogno che avete fatto e volete una spiegazione per quanto riguarda un sogno fatto, potete scriverlo nei commenti e io vi rispondo alla domanda che mi fate.
Allora, il sottoscritto si occupa di problemi di coppia, di ordine sentimentale, quindi per tutti coloro che hanno avuto dei problemi sentimentali, un allontanamento o un periodo un po' negativo, ne possiamo parlare privatamente, riservatamente, per trovare un modo giusto per risolvere il vostro problema. Per tutti coloro che magari non mi conoscono ancora, per poter informarvi sulla mia personalità, mi riferisco come personaggio, basta andare su YouTube e scrivere Il Santone di Avella e vedete tutti i miei video che riguardano la mia carriera, il mio cammino spirituale, tutti i filmati della Rai, della Mediaset, di Sky e così via. Quindi così potete capire con chi potete parlare o con chi avete a che fare. Perché è anche giusto, ce ne sono tantissimi in giro che promettono, che dicono e che fanno, ma quando poi vi andate a informare con chi parlate non trovate riscontri in merito. «40 anni di attività, nasco come personaggio esattamente nel mondo esoterico, esattamente nel 1979. Dopo lunghe ricerche ho trovato il giusto metodo e la giusta ritualistica dell'antica città di Benevento, ossia delle streghe di Benevento. Quindi dopo una lunga ricerca, dopo un lungo cammino, in questi 40 anni sono arrivato sulla giusta dimensione esotericamente parlando, per dare il meglio di quel che è il mondo esoterico, perché la magia esiste, è nata con l'uomo, l'indovino è sempre esistito già nell'antica Roma e anche prima. Addirittura si suppone che Hitler aveva un suo sensitivo, veggente indovino di fiducia. Ciò vuol dire che la magia esiste, è sempre esistita, resta solo il fatto di trovare la persona giusta.
Io non mi ritengo nessuno, ma mi lascio scoprire dagli altri. Ecco perché mi vedete in diretta live per mettermi alla prova e per far sì di dare la possibilità a scopo informativo attraverso questa trasmissione televisiva. Quindi, per chi vuole essere indovinato da me in quest'istante, solo ed esclusivamente in diretta, in forma anonima, oppure ogni giorno dalle ore 9 di mattina fino alle ore 17 del pomeriggio. Al numero che vedete sopra impresso rispondo sempre io. Lo ripeto ancora, la magia esiste, il bene e il male esiste, è sempre esistito, il bene è Dio, è nostro Signore Gesù Cristo, e il male è il diavolo. Quindi esiste il bene, esiste il male. Quindi per coloro che magari stanno avendo un periodo negativo, mi riferisco un po' in generale, un periodo negativo nei sentimenti, nel lavoro, e volete capirci di più, avete questa possibilità unica di parlare col Santone di Avella, in diretta oppure in privato. Oggi avere una consulenza di cartomanzia oppure di veggenza può aiutare a capire dove te non ci arrivi in quel momento mentalmente per i tanti pensieri. Io posso arrivarci e darti una spiegazione logica del problema che tu hai. Questa è una puntata esoterica che va in onda ogni sera alle 22:30, all'incirca 23, all'incirca un'oretta in mia compagnia.
Ripeto, per avere una consulenza in quest'istante basta telefonare al numero di sopra impresso, potete rimanere nell'anonimati, quindi potete dire sono un'anonima o sono un anonimo e fare la domanda. Io vi predico quello che voi volete essere controllato e farò il modo di dare una risposta valida alla domanda che voi mi fate. Quindi ripeto, se non volete parlare in diretta in questo istante, potete farlo da domani, ogni giorno meglio dire, dalle ore 9 del mattino fino alle ore 17. Potete sempre parlare con me, chiedermi per qualche problema o informazioni in merito a un vostro problema. Ripeto, oggi è possibile capire il motivo di un periodo negativo, perché ricordatevi, vi dico sempre, esiste la negatività, la positività. Chiaro? Negatività e positività. Chiunque persona vi possa voler del bene e chiunque persona vi possa voler del male. Che poi non si vuol credere più a niente e non si vuol credere a niente, allora, amici miei, non è un modo di vivere, e quindi si vive certamente nel vuoto, e quindi siete voi poi che vi circondate da energie negative, facendo in modo di farvi andare tutto male, perché siete voi che vi attirate il male addosso, perché quando non si crede più a niente vuol dire che si esce dal corpo, lo spirito si smagnetizza e quindi non ci si è più concentrati a vivere, quindi si va a formare un vuoto sia all'interno che esterno a ognuno di noi. E quindi cosa succede? Quel vuoto fa in modo di non far mai raggiungere un obiettivo, facendo in modo di far andare tutto nel modo non giusto. Un caro saluto va per te, Tonia, buonasera, grazie, buona serata a te e a tutti quelli che ci seguono abitualmente con questa trasmissione. Ripeto, conservatevi il mio numero perché durante il giorno, ogni giorno meglio dire, dal mattino alle 9 fino alle 17, potete sempre parlare con me in privato.
Mi dite quanti di voi state attraversando un periodo negativo dovuto per la cattiveria degli altri? Quanti di voi eravate e ora non siete più quelli di prima? Causa? La causa è quella di essere troppo buoni, essere troppo disponibili e si arriva al punto di essere usati senza fartene accorgere. Verrai usato, usata senza nemmeno accorgertene. Tonia, e va bene, non ti riconosci più, ma passerà questo periodo, ti ripeto, te l'ho detto già in altre occasioni, quindi passerà questo brutto periodo sicuramente e ne uscirai più forte, ne uscirai nuova da questo, te lo dice uno che bene o male c'è capitato. Chiaro? Sempre causa colpa degli altri, e quindi per le persone che magari ti hanno prima studiata un po', ti hanno prima studiato, funziona così, ti hanno prima studiato e poi ti hanno usato, però ne uscirai, buonasera Mary, ne uscirai più forte di prima. Questo te lo posso garantire, ne uscirai più forte di prima e vedrai, ti circonderai di un nuovo modo di vivere e la prima cosa che comprerai saranno i paraocchi come il cavallo, così, perché quando riuscirai a guardare solo avanti e non guarderai né a destra né a sinistra, allora vuol dire che hai capito il percorso, hai capito la vita, perché la vita è fatta così. Quando riuscirai a capire che il mondo non è quello che tu pensi, che non ci sono amici, ma, te l'ho detto in determinate occasioni, che non ci sono amici, non esistono amici, ma conoscenti. E allora quando riuscirai a capire questo vuol dire che ce l'hai fatto. Capito? Perché la vita è questa. Prima negli anni che furono, no? C'era un detto che oggi questo detto probabilmente si è modificato un po'. Chi tiene più pure spara, si diceva, no? Oggi invece chi ha più cazzimma va avanti, e quindi tu devi fare attenzione sempre di guardarti a destra e a sinistra e dietro avanti. Quello è il discorso, sono le regole della vita, Tonia. No, Tonia, non è inutile che mi chiami, evitiamo, però ecco, ti posso rispondere, già te l'ho detto in varie occasioni. Questo, allora, ascolta, te lo dice uno che lo sai che ti stimo e ti do consigli validi, e poi in base anche alla mia esperienza. Questo è un periodo per te che devi riuscire, ascolta, devi riuscire a fermare il tempo. È chiaro? Tu non puoi fare niente.
non puoi fare niente, stai lì, non puoi fare niente. Allora l'unica cosa che puoi fare è fermare il tempo, di dire ha da passare, deve passare questo brutto periodo, quindi lascialo andare, lasciati andare. Positività, intanto ci vuole positività, nonostante tutto devi pensare a positivo, perché se riesci a pensare a positivo attiri su di te la positività e gli altri ti vedono davanti agli occhi diversamente, capisci? Gli altri, capisci a me, gli altri, se no ti vedono negativo, ti vedono la solita donna che ha commesso un reato o che cavolo ha combinato. Chiaro, devi stare calmo e sereno. A da passare si dice, no? Ecco, passerà, passerà. Tranquilla, tutto passa. Tutto passa. Passerà anche questo. Pensi che ci sono persone che gli è andato peggio, capito? Quindi ringrazia Dio e impari. Impari. È chiaro? È chiaro, te lo dice uno che ci ha passato prima di te. E io ci ho passato per niente, e tu lo sai, per niente. Poi l'anno scorso, come tu hai visto, ci hanno ritentato, ma io sono positivo e poi ho con me Padre Pio che mi protegge, perciò impari anche tu a essere positiva. Solo così puoi capire il senso della vita e impari a fidarti meno di più delle persone. Ami gli animali. Ecco, ama gli animali. So che ti stai a crescere un cagnolino, hai fatto un'ottima scelta. E impara ad amare il cagnolino, mai l'essere umano. Te lo dice uno che nella vita ha fatto del bene, e tu lo sai, inutile che te lo dico a te, sai a quante persone ho fatto del bene, lo sai molto molto bene, e sai anche il male che ho ricevuto. E questa sarà la tua salvezza, Whisky, vedi? Perché gli animali amano più dell'essere umano. Eh sì, perché è così, Tonia, è così. Chi fa del bene viene mal capito. E ti devi imparare. Se ha imparato zio Cleo qua, mi sono imparato io, non ti impari tu? Io mi sono creato il mio territorio, come tu vedi, come tu sai, e non voglio avere a che fare con nessuno. E guai chi entra nel mio territorio. Ciao Francesca, ciao Rosario.
Anche a te Francesca, su col morale, la vita continua. Allora, per le persone, ripeto, che vogliono una consulenza con Cleo il Santoni di Avella, possono farlo in diretta in forma anonima, oppure durante il giorno dalle ore 9 di mattina fino alle ore 17 mi trovate in privato e potete parlare con me chiedendomi per i vostri problemi. Io ogni sera sono qui in diretta all'incirca un'oretta per parlare con voi, chi lo desidera. Sono qui per dare spiegazioni, sono qui, ripeto, non sono nessuno, sono un esoterico con qualche piccola capacità in più agli altri per dare consigli, per dare spiegazioni e per dare un aiuto morale nonché sentimentale per le coppie che stanno avendo magari o che hanno avuto dei problemi. Chiaro? Quindi per coloro che vogliono effettivamente capire o scoprire, possono contattarmi. Chi invece non mi conosce e vorrebbe capire chi è questa persona che sta parlando in questo istante, allora andate su YouTube, cliccate, scrivete il Santone di Avella, ripeto, scrivete il Santone di Avella e vedete cosa esce fuori. Tutto documentato dal 1979 ad oggi, tutto documentato in video. Chiaro? Non è che sono uno che si è svegliato stamattina con la voglia di fare il cartomante oppure il sensitivo, il veggente, no. Tutto è nato nel 1979. Grazie Tonia, una buona notte, che le stelle siano sempre con te. Ripeto, tutto è nato nel 1979, il mio cammino esoterico, tutto documentato perché ho fatto tra le tante TV locali, ho fatto 2 volte la vita in diretta, quindi Rai 1, ho fatto una volta Rai 2 al posto tuo, ho fatto la Mediaset Barbara D'Urso pomeriggio 5, ho fatto 2 volte Rai 3, mi manda al Rai 3, Striscia la notizia al primo posto, dei mostri al primo posto, Italia 1, le Iene, e a breve, brevissimo, sarò ospitato nella nota trasmissione Quinto Grado. Quindi
tra non molto mi vedrete anche a quinto grado. Quindi voglio dire, non sono uno bla 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 bla, ma sono uno di quelli con gli attributi, quindi mi faccio valere e so quel che dico e so quel che faccio. Aspettiamo ancora un po'. Siamo in diretta, ore 23:015, ancora una decina di minuti prima di salutarci, quindi per coloro che vogliono parlare con me, segnatevi il mio numero e lo potete utilizzare durante il giorno, quando vi pare, potete tranquillamente parlare con il sottoscritto. Carissimo amico mio, buonasera, carissimo Francesco, detto Ciccio Turco. Un abbraccio, una buonissima fortuna, veramente di cuore, che le stelle siano sempre con te. Ancora una decina di minuti in mia compagnia, con questa rubrica dal nome Il mondo esoterico in compagnia del Santone di Avella. Per tutti coloro che vogliono parlare con me in forma privata possono conservare il numero e utilizzarlo durante il giorno. Io ci sono dalle ore 9 di ogni giorno, di mattina, fino alle 17. Quindi, conservando il numero, lo potete utilizzare durante il giorno nel contattarmi e chiedermi per qualsiasi cosa. Chiaro? Quindi approfittatene, segnatevi il numero, se avete bisogno di me, io ci sono sempre. Dimmi Francesco, a tua disposizione, dimmi di che consiglio hai bisogno.
Dimmi cosa, che consiglio vuoi, io cerco di accontentarti. Vuoi sapere se il tuo progetto si realizzerà? Se quella persona ti darà un aiuto? È quello che vuoi sapere, Francesco? Ma la vita interna la possiamo controllare, ci vorrebbe una settimana. Però ti posso dire che dopo tanto o tanti problemi che stai attraversando, vedrai che prima o poi il sole uscirà anche per te, Francesco. Quindi devi sopportare ancora un po', capito? Perché per quanto riguarda in amore e il lavoro, per te è un periodo lavorativamente un po' nero, però ti posso dire che per te il periodo molto positivo è maggio, quindi il mese di maggio puoi avere, non devi pensare a negative, lo so che ti va tutto nero, però se tu ti applichi fai in modo di farlo andare ancora peggio, capito? Ti posso garantire che il mese di maggio è un mese positivo per te, lavorativamente, attenzione, non prima di maggio, capito? Mese di maggio per te sarà un mese molto positivo, molto propizio nel lavoro, lavorativamente. Capito, Francesco? Lo so che stai attraversando questo periodo nero lavorativamente, hai bussato a più porte, ma niente di che. Perciò ti dico, sopporta ancora un po', perché il mese di maggio per te sarà positivo sotto l'aspetto lavorativo. Sono stato chiaro? Prego, Francesco, non c'è di che. Ti ripeto, devi imparare a pensare un po' più positivo, perché in questo caso è importante, perché il nostro corpo attira, è come una spugna, attira cattiveria, attira negatività e emane energie negative o positive. Tu non le vedi le energie che tu emani, però ci sono, non te ne accorgi, ma ci sono. E quindi se tu pensi a male, non fai altro di complicarti le cose. Se pensi a positivo, qualcosa di bello può anche accadere. Ok? Allora, grazie a te, ma in amore devi, secondo il mio modesto parere, di quello che avverto come veggente, chiaro, in amore devi tu cercare di accontentarti e modificare un po'
quel che è il tuo carattere, perché te sentimentalmente sei molto geloso, un po' possessivo, e questo danneggia nel rapporto, capito? Però sinceramente sei anche molto coccolone, quindi in amore io problemi gravi non ne vedo. In amore io non vedo grossi problemi che ti possano creare disguidi o così via. No, basta modificare un po' il tuo carattere, basta modificare il tuo modo di essere e vedrai che tutto si smagnetizzerà, Ciccio. Carissimo mio collega Sergio Zaccariello, la più cordiale buonasera. Che le stelle siano sempre con te. Grandissimo, grandissimo veggente Zaccariello Sergio. Capito, Ciccio? Ti trovi con quello che t'ho detto? In amore? Lo so che è vero, se no non starei qui a indovinare una persona che non ho chiesto nemmeno la data. Lo so che è vero, se no qua io che ci starei a fare. Grazie Francesco, grazie di vero cuore, grazie. Ripeto, impari a pensare a positivo, non ti preoccupare, perché sei una persona che ha un cuore grandissimo e questo è importantissimo. Avere il cuore grandissimo è importante nella vita. Allora, io volevo comunicare a tutti voi che stiamo mettendo su. No, sulla salute io non posso vedere niente perché non sono un medico. Grazie Sergio. Vedi Sergio che ti deve contattare una persona che ho dato il numero di Caserta, che poi ti spiego meglio. Sta per nascere, se tutto va bene e se ci sarà collaborazione, sta per nascere Mistero TV, una TV digitale terrestre che parla solo di cartomanzia. E quindi sta persona che sta a mettere su questa TV, dove io sono il direttore, sta cercando di mettere un po' tanti cartomanti per creare un'associazione per mettere su questa TV. Venendo da me, gli ho consigliato la tua persona, perché ci devono essere in questa struttura solo cartomanti bravi, e io gli ho dato il tuo numero, così ti spiega lui un po' le cose. Sperando che facciamo partire questo progetto. Attualmente digitale terrestre, visto in tutta la Campania, poi più in là ci organizzeremo anche per il satellitare. Capito? Alessandro, buonasera. Ah, ho capito. Amore e lavoro per tuo cugino Jonathan. Sì, come no. Vediamo subito, tranquillo. Rilassati, non pensare a niente, ascolta solo la mia voce. E Jonathan, ecco qua, Jonathan. Allora, Jonathan, per quanto riguarda il lavoro, è una persona che... Ciao Clemente, cugino.
è una persona che lavorativamente, se lui, attenzione, se lui avrebbe voluto lavorare nel mondo lavorativo, avrebbe già avuto tanto. Però siccome lui si è messo in testa, si è prefissato un certo cammino lavorativo tutto suo, un progetto tutto suo, e allora sta un po' cercando di impigrirsi un poco per arrivare dove lui vuole, perché lui lavorativamente è portato per un certo settore che le porterà successo lavorativo, ok? Ci sono più persone che devono dargli risposta in merito e arriverà questa risposta. Tutto questo mese di marzo ci sarà un colloquio lavorativo per questo input che ti dicevo, e ci sarà buone possibilità. Però è anche vero che è un po' capatosta, si deve un po' ammosciare mentalmente, perché le cape toste non arrivano a niente. In amore invece è un po' vizioso, nel senso che anche lì si fa un po' a mantenere, però ripeto, tutto sta a lui, perché sentimentalmente io lo vedo solo una persona che non è che non sa amare, non sa dire ti amo. Non è che non sa amare, ma non sa dire ti amo, perché in amore spesse volte si dice anche ti amo. Lui invece è un po' più freddo in amore, capito? E per questo suo carattere spesse volte ha dei problemi, come già ha avuto un problema il mese scorso. Io avverto che ha avuto un problema proprio il mese scorso sentimentalmente, che ancora sta pagando le conseguenze. Sono stato chiaro? Ciccio? Chiaro? Per Jonathan? Benissimo. Allora, il programma in corso è rubrica del mondo esoterico, in compagnia del Santone di Avella. Grazie carissimo Sergio, grazie, non c'è di che e non sei di meno, attenzione, non sei di meno, se no non eri amico mio. Francesco Detto sì, conferma, è così, lo so che è così, questo è per dare la dimostrazione che essere veggenti e saper indovinare non serve la data di nascita, non serve far parlare la persona, sono io che arrivo dove voglio arrivare con la mente. Tutto qua. Così semplice per me, per Sergio, poi gli altri non lo so. Questo è il dunque. Grazie Sergio, grazie di cuore. E parlavamo appunto di questo progetto, che poi ho trovato io questo nome, Mistero TV, che verrà molto probabilmente, se verrà fatto, allora farà pace con la... Sì. Farà pace, vai tranquillo, non ti preoccupare. Se verrà realizzato questo progetto, Sergio, verrà messo, gli studi verranno lì vicino a te, a Caserta,
saranno lì a Caserta, quindi se tutto andrà bene e se troveremo le persone che si iscrivono a questa associazione, perché noi abbiamo creato un'associazione dove il cartomante che è associato a questa associazione paga 30 euro per un'ora di diretta, 30 euro è un pacchetto di sigarette. Quindi chi non è associato qualcosina in più, che vanno all'associazione, non c'è scopo di lucro. Vai tranquillo Ciccio, non chiedermi però di farti il compare. E quindi gli ho dato il tuo numero, Sergio, in modo tale che ti contatta e ne parlate tranquillamente. Io mi sono già iscritto, quindi tutto qua. Mi voglio circondare da cartomanti seri e quindi gli ho dato dei nominativi sperando che accetteranno. Servono una decina, dobbiamo essere una decina di noi, tutto qua. Per il momento ci sto io, mia moglie, ci stai tu, certamente accetterai e poi vedremo il resto. Ciao carissima Tina di Rubbio. Devi tu modificare, Ciccio, devi tu modificare il carattere. Devi tu modificare, Ciccio, modifica il tuo carattere, più positivo, meno negativo. E questo è in tutto, carissimo amico mio Sergio. Si faranno, se il progetto verrà realizzato, ci saranno trasmissioni di cartomanzia 24 ore su 24. O meglio di veggenza, cartomanzia, ci sono degli orari protetti che vanno fatti in determinati orari. Sicuramente, questa emittente va creato proprio per questo, per far sì di creare un qualcosa in Campania, un qualcosa di positivo, unico perché non c'è nessuna TV che parla di questo, con persone con degli attributi e che sanno dare delle risposte. Benissimo, allora io vi devo salutare perché il tempo disponibile per me è terminato, quindi siamo in diretta da un'ora e 5-10 minuti. Ringrazio a tutti voi che mi avete seguito ogni sera, ripeto, su questa emittente TV che è SMAV TV alle ore 22:30 all'incirca. Potete seguire questa rubrica. Io ringrazio a tutti voi, ringrazio il mio collega Zaccariello Sergio, che è un serio professionista, se no non fosse amico mio, sicuramente. Ringrazio a tutti quelli che
hanno chiesto un consiglio a tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno seguito un po' i miei consigli. E come io dico sempre, siate positivi, perché la positività aiuta a vivere, aiuta ad andare avanti e aiuta a tenere lontano da voi persone malvagie, perché i malvagi sono negativi, quindi la positività allontana la negatività. Un abbraccio a tutti voi e che le stelle siano sempre con voi. Ciao a tutti ragazzi, ciao.